La legge attua un ulteriore tassello della politica di questa maggioranza regionale, della proposta politica programmatica. Riforma della sanità e quindi l'articolazione territoriale della sanità, riforma del sistema delle autonomie locali per adeguarlo ovviamente ai tempi, a quelle che sono delle previsioni che vengono avanti anche dal livello nazionale con la modifica della Costituzione, sostanziale superamento, quindi soppressione delle province, una articolazione dei territori dei comuni più attuale, più legata alle esigenze e alle capacità funzionali degli stessi, previsioni quindi di unioni territoriali adeguatamente consistenti in termini numerici per sopperire alle esigenze di organizzazione degli uffici e dei servizi, ma anche per poter confermare un ruolo dei comuni. I comuni possono svolgere un ruolo se vengono strutturati, adeguati e anche, direi così, attrezzati per poter rispondere alle esigenze della gestione propria e anche di quelle funzioni che possono svolgere in forma appunto associata, che deriveranno dalla soppressione delle province da un lato e da quello che è l'auspicato, direi obbligato, trasferimento di competenze dalla regione verso il territorio. È chiaro che tutto ciò comporta una sfida verso il futuro. Dobbiamo abbandonare quelle che sono delle difese di situazioni di identità che si mantengono nella loro valore ma che devono essere aggiornate nella loro capacità operativa, e quindi i comuni piccoli, processi di fusione sono quelli che vengono auspicati e indirizzati nella legge. Fra comuni la possibilità di condividere uffici, di condividere il personale, di condividere delle strategie. Non tutto è possibile fare in ogni singolo comune, gli asset strategici dovranno avere sicuramente un respiro territoriale. Mi fa particolarmente piacere questo perché in qualche modo riprende quello che era uno spirito che avevamo avviato con la legge 1 del 2006, di cui io, essendo quella volta assessore alle autonomie locali, avevo in qualche modo così redatto e fatto approvare in Consiglio. E queste sono le novità. È chiaro che è una sfida, è chiaro che è un processo che andrà a realizzarsi in un percorso temporale che prevede l'avvio operativo dal 1° gennaio 2016, perché nel frattempo ci sono altre riforme da fare, quella della finanza locale, quella del comparto unico, cioè quegli attrezzi che poi sono indispensabili per sostenere il progetto di riforma. Io auspico che questo possa avvenire con la collaborazione di tutto il Consiglio, anche delle opposizioni, anche se su questa legge c'è stato un comportamento, forse anche un momento così di attrito che ha provocato una interruzione di quello che era un percorso e anche un confronto che si era avviato in Commissione e per parte anche in Aula. Ma le riforme si fanno e si devono fare e quindi guardiamo avanti.